Ciao, sono Maria, bentornati nei tutorial di Creative Mami. Guardate cosa ho preparato per voi, un nuovissimo tutorial, una bellissima bustina piena di fiori, bella vero? Bene, allora seguitemi perché la realizzeremo insieme. Iniziamo! Prima di tutto ci occorre del panno lenci, io ho scelto queste tonalità del viola e questo verde, voi scegliete quello che preferite. Ed in ultimo i cartamodelli che potrete richiedere seguendo le istruzioni nella descrizione di questo video. Poi ci occorre del feltro, quello spesso 3 mm, io l'ho scelto color avorio, voi scegliete il colore che preferite. Forbici, la penna cancellabile, del filo di cotone colorato con un ago, 3 pezzetti di filo di ferro lunghi circa 12 cm, la guttaperca, pistilli o fiorellini per le bomboniere e la nostra immancabile colla a caldo. Iniziamo col preparare la bustina che conterrà i nostri fiori. Dal feltro ritagliamo un quadrato di 17 cm e con l'aiuto di una monetina andiamo a stondare gli angoli. Stondiamo tutti gli angoli, li tagliamo con le forbici, ecco, e dopo aver fatto questo prendiamo il filo e realizziamo una semplicissima filza tutta intorno al nostro quadrato. Ecco fatto, abbiamo realizzato la filza intorno a tutto il perimetro del nostro quadrato. A questo punto lo giriamo, prendiamo i due angoli opposti, così, e li andiamo a fissare con dei punti. Così, in questo modo. A questo punto schiacciamo un pochino la nostra busta, prendiamo l'altro angolo, lo portiamo su e lo fissiamo ancora con dei punti. Ed ecco pronta la nostra bustina che poi andremo a riempire di fiori. Bene, mettiamola da parte e realizziamo i fiori. A questo punto prendiamo il panno lenci che abbiamo scelto per realizzare i nostri fiori, il cartamodello e lo riportiamo sul panno lenci per 3 volte. Utilizziamo la penna cancellabile. A questo punto ritagliamo. Ecco fatto, a questo punto abbiamo preparato i 3 petali per i fiori. Ora facciamo la stessa cosa con l'altro colore. Prendiamo l'altro panno lenci nell'altro colore e riportiamo il cartamodello per ancora 3 volte. Ecco fatto, ora tagliamo anche questi. Bene, ora che i petali dei fiori sono tutti pronti, possiamo preparare le foglie. Prendiamo il panno lenci verde e il cartamodello della foglia e lo riportiamo per 6 volte.
Ecco fatto, a questo punto ritagliamo tutte le foglie. Bene, e anche le foglie sono pronte, ora procediamo con i fiori. Rivestiamo con la guttaperca i fili di ferro. Eccoli tutti e tre pronti, ora possiamo assemblare i fiori. Iniziamo in questo modo, prendiamo i petali dei fiori che abbiamo realizzato prima e ad ognuno di essi al centro facciamo un piccolo foro. Fate attenzione. Ecco fatto, a questo punto i petali sono tutti pronti. Ora prendiamo il fil di ferro, quello che prima abbiamo rivestito con la guttaperca, e lo andiamo ad inserire al centro dei petali. Poi mettiamo un po' di colla a caldo, giusto un pochino, poi prendiamo l'altro petalo, quello più scuro, e lo andiamo a sovrapporre. A questo punto, con l'aiuto delle nostre piccole pinze, andiamo a realizzare un piccolo cappietto che fermerà i petali. Ecco fatto, così. Ora andiamo a realizzare il fiore. Con la colla a caldo mettiamo un piccolo punto di colla a un lato del petalo e andiamo a sovrapporre leggermente il petalo successivo. Ecco, vedete come viene? Proseguiamo. Per la corolla successiva, stessa cosa, un pochino di colla a caldo e sovrapponiamo i petali. Poi ancora. Ed ora l'ultimo petalo. Ed ecco il nostro fiore che ha preso forma. Ora andiamo ad incollare le foglie. Per le foglie facciamo in questo modo: prendiamo una fogliolina, mettiamo un po' di colla alla base e la andiamo ad attaccare allo stelo del fiore. Facciamo così con tutte e due le foglie. Ed ecco fatto, le foglioline sono state incollate al fiore ed un fiore è già pronto. Lo mettiamo da parte e realizziamo gli altri due. Io ho realizzato 3 fiori per la mia bustina, ma voi ne potete realizzare anche 1, 4, 5, quelli che volete. Il mio consiglio è quello di alternare i colori. Ora, questo alla base ho messo un colore chiaro, per il successivo alla base metterò il colore scuro. Metto il colore scuro, un puntino di colla a caldo e poi vado a sovrapporre il fiore, quello più chiaro. E poi di nuovo con le pinze realizzo un piccolo cappietto che andrà a fermare i miei fiori. Ecco fatto. Ed ora procedo ad incollare i petali.
Ora che i miei 3 fiori sono pronti, vado ad inserire al loro interno i fiorellini o i pistilli, vedete voi, con un pochino di colla a caldo. Ed ecco anche il terzo fiore pronto. Belli, vero? Ora andiamo ad assemblare la nostra bustina. A questo punto, da 2 di tagli di pannolenci ricaviamo 2 cuoricini, uno più grande e uno più piccolo. Li trovate nel cartamodello. Realizziamo qualche decorazione in più. Intorno al nostro cuoricino, quello più grande, realizziamo una semplicissima filza con il filo di cotone colorato. Questo renderà più bello il nostro cuoricino. Ecco fatto, guardate che bello! Ora al centro ci andiamo ad applicare l'altro cuoricino, quello più piccolino, che fermeremo però con un piccolo bottoncino. Ed ecco pronto il nostro cuoricino. Bene, la nostra bustina è quasi pronta. Ora non dovremo fare altro che mettere al suo interno i nostri fiori e vedrete è davvero molto semplice, non dovremo fare altro che inserirli al suo interno. Ecco fatto. Li sistemiamo. Vedete già com'è bella? Se volete potete fissare i fiori sulla bustina con un pochino di colla a caldo. Io li lascerò così. Ora procediamo, dobbiamo incollare un piccolo cappietto dietro alla nostra bustina che servirà per appenderla. Abbiamo quasi finito, ora non ci resta che applicare qui davanti un piccolo fiocchettino di organza. Ed in ultimo applichiamo il nostro cuoricino proprio qui davanti, sopra il fiocchetto, sempre con la colla a caldo. Ecco fatto, guardate com'è bella la nostra bustina piena di fiori, pronta per essere regalata. È una bellissima idea regalo per la festa della mamma, oppure da appendere in casa ad un mobile, ad una chiave, alla porta, oppure anche come fuori porta, o semplicemente da tenere in casa come decorazione. Bene, anche questo tutorial è terminato, spero davvero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciateci tanti commenti, tanti like, condividete il nostro video e mi raccomando, continuate a divertirvi con i tutorial di Creative Mami. Ciao, vi aspetto al prossimo tutorial!